centralissima via Sant'Anna di Castelbuono si è trasformata anche quest'anno in un lungo tappeto di fiori, confermando il suo ruolo di cuore pulsante del borgo madonita durante l'infiorata. Come da tradizione, questa affascinante manifestazione ha richiamato numerosi visitatori, offrendo un weekend ricco di eventi, emozioni e colori. L'evento è promosso dall'Associazione Culturale Promo Madonie, presieduta da Johnny Lagrua, e patrocinato dal Comune di Castelbuono, dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, e dall'Assessorato ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana e dall'Assessorato all'Agricoltura e alla Pesca Mediterranea. Tra le più attese in Sicilia, l'infiorata di Castelbuono ogni anno attira migliaia di persone da tutta la regione e oltre. Per la 17ª edizione, il tema scelto è stato 100 anni di Andrea Camilleri, un omaggio a uno dei più prestigiosi scrittori siciliani che ha attraversato il Novecento e i primi anni del nuovo millennio. In occasione del centenario della sua nascita, quest'infiorata ha voluto celebrare uno degli autori più importanti che ha contribuito a far conoscere la Sicilia attraverso la letteratura. Grazie ai maestri infioratori di Castelbuono e agli studenti delle scuole partecipanti, il weekend è stato all'insegna di arte, colori e profumi, creando sensazioni uniche e coinvolgenti. Fin dalle prime fasi di realizzazione dei bozzetti floreali in via Sant'Anna, il pubblico ha potuto vivere momenti emozionanti, contribuendo a rendere questa manifestazione famosa in tutto il mondo. Nel corso degli anni la collaborazione con gruppi di infioratori provenienti da altre città italiane ha arricchito la creatività e l'esperienza dei castelbuonesi, che hanno acquisito nuove competenze tecniche e artistiche. Le opere sono state realizzate utilizzando fiori come garofani, rose, margherite, finocchietto, fiori di cardo e semi raccolti nel Parco delle Madonie, oltre a materiali come polvere di carrubo, grano, orzo, crusca e polvere di caffè. Il programma delle 4 giornate ha previsto numerosi eventi artistici e culturali, tra spettacoli, circo e teatro di strada, sfilate, cortei storici, esibizioni di sbandieratori e degustazioni di prodotti tipici del territorio. Anche quest'anno si sono svolte le degustazioni di prodotti tipici grazie al contributo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana. Tra gli eventi collaterali anche quest'anno si è svolto il prestigioso Gran Premio del Mediterraneo di Castelbuono, che ha visto la partecipazione di gruppi sbandieratori e musici provenienti da tutta la Sicilia. Uno spettacolo unico tra suoni e colori che ha riportato gli spettatori indietro nel tempo, con esibizioni spettacolari e coreografie emozionanti. A conquistare questa edizione è stato il gruppo proveniente da Caccamo. Il gruppo che ha vinto questa competizione, questa esibizione, sono gli sbandieratori Città di Caccamo. La giornata del 2 giugno ha visto nuovamente l'invasione di migliaia di visitatori che hanno raggiunto la cittadina delle Madonie per ammirare l'infiorata e assistere alle sfilate e agli spettacoli dei gruppi folcloristici, della fanfara dei bersaglieri e alla sfilata dei carretti siciliani. Un vero boom di presenze che conferma ancora una volta l'infiorata di Castelbuono, un evento di grande richiamo della regione siciliana. I validatori del Geoparco UNESCO, nell'ambito della consueta attività di ispezione del Geoparco Mondiale delle Madonie, hanno avuto l'opportunità di visitare Castelbuono e di ammirare l'infiorata, esprimendo apprezzamenti sia agli organizzatori che al sindaco. E torna a Castelbuono l'infiorata, quest'anno un tema particolare.
Sì, quest'anno è un tema particolare dedicato a Camilleri, 100 anni dalla nascita di questo scrittore che ha dato lustro alla nostra Sicilia, scrivendo appunto dei romanzi molto seguiti e ispirando la serie TV, che è stata poi una serie molto fortunata e che ha appunto raccolto migliaia e migliaia di telespettatori in tutto il mondo. Stiamo per assistere all'ultimazione dei quadri, si andrà avanti ancora per qualche ora e poi queste opere d'arte saranno ammirabili qui sul corso principale. Sì, l'Infiorata avviene ormai da 17 anni in via Sant'Anna, ci siamo fermati solamente per 2 anni durante il periodo del Covid e comunque la via Sant'Anna è il centro di Castelbuono, dove appunto vengono realizzati questi 21 quadri infiorati che raccontano lo scrittore Camilleri e i suoi romanzi. Una manifestazione che cresce anno dopo anno, quest'anno c'è anche un nuovo direttore artistico. Sì, oltre i maestri infioratori di Castelbuono, oltre le scolaresche, abbiamo anche dei gruppi di infioratori di Noto, con la quale questa manifestazione è nata 20 anni fa, grazie al loro contributo, e poi via via è andata crescendo. C'è un programma molto ricco di eventi collaterali. Sì, il programma prevede, oltre appunto la visita all'Infiorata, prevede anche degli spettacoli, c'è una serata dedicata al cabaret domenica sera con i 4 gusti, poi a seguire un gruppo musicale che si chiama il Retrosca e poi il giorno 1, diciamo il giorno più clou della manifestazione. Avremo la sfilata dei cortei storici più belli di Sicilia. Avremo anche gli spettacoli degli sbandieratori e dei musici che verranno da varie province della regione, che si contenderanno il Gran Premio del Mediterraneo, un trofeo messo in palio dalla regione Sicilia e che vedrà appunto contendersi questo trofeo in Piazza Castello alla fine della sfilata. Giorno 2 invece avremo la sfilata di mattina di gruppi folcloristici, nel pomeriggio la sfilata dei bersaglieri e poi la sfilata dei carretti siciliani, quindi abbiamo un programma vasto, vario, per tutti i gusti. Una manifestazione che viene organizzata con tanto sacrificio. Sì, una manifestazione che viene organizzata ogni anno con tanto sacrificio perché c'è da gestire tantissimo, dai fiori che arrivano da Napoli, e poi i gruppi degli infioratori, le scolaresche, poi anche i cortei storici, l'accoglienza, i gruppi di sbandieratori, gli spettacoli. È una manifestazione molto, molto impegnativa, però che dà i suoi frutti. È una manifestazione che è riuscita ogni anno, come quest'anno, a riempire tutte le strutture ricettive di Castelbuono. Abbiamo i ristoranti tutti prenotati, abbiamo B&B, alberghi, case vacanze, appartamenti, tutto pieno. Abbiamo provato a contattare anche noi queste strutture perché ci hanno contattato parecchia gente per venire a passare questo lungo weekend a Castelbuono, ma non c'è più disponibilità. Sindaco, torna l'Infiorata a Castelbuono, un appuntamento ormai fisso di questo borgo. Sì, un appuntamento fisso ed è quello che apre poi la stagione culturale del paese, perché dopo l'Infiorata inizia tutta la stagione estiva di programmazione. Seguirà fra qualche mese il Divino Festival, poi a cadere c'è la festa di Sant'Anna, poi c'è il Jazz Festival, il Musical Rock, Castelbuono Classica, tutta una serie di attività che facciamo. Come noi ormai è nostra tradizione, lavoriamo sulle rassegne, che sono quelle che riescono a legare forte con l'Infiorata. È un momento molto molto bello, perché la cosa che abbiamo notato in questi anni è la ricchezza che c'è stata nel coinvolgere i ragazzi, coinvolgere le signore, coinvolgere le associazioni culturali del paese, le associazioni sociali. Qui ci sono ragazzi che vivono dentro le strutture protette dei bambini e che stasera sono qui e che stanno facendo la loro parte nel ricostruire questi bellissimi quadri che rappresentano ognuno la sua scelta. Allora tutto questo è dimostrazione che quando tu lo fai con continuità, non soltanto perché devi fare folklore e ci
mette insieme il sociale diventa una cosa molto bella, perciò i giovani, i ragazzi, le fragilità, è un evento culturale importante che diventa un grande attrattore per la gente che viene da fuori. La gente che viene da fuori e che viene a vivere un borgo che ha puntato in questi anni, ormai da diversi anni, su 4 fattori: investimento culturale, investimento sull'artigianato di qualità, abbiamo delle belle eccellenze sulla filiera dei biscotti, dei lievitati, sul legno e sul ferro, un investimento sull'ambiente. Noi siamo quel comune che facciamo la raccolta differenziata con gli asinelli, abbiamo anche il cane che va a caccia della plastica abbandonata nei sentieri del bosco, e il nostro bosco, il lavoro che si sta facendo per garantirlo, e poi un investimento importante che è quello sul sociale. Tutte queste cose messe insieme ti fanno poi l'eccellenza turistica, l'enogastronomia, la cultura, perciò io ritengo che sono segnali importanti di un paese, di una comunità che ha voluto credere molto nel suo futuro, raccogliendo l'eredità storica che ha avuto, bellissima e millenaria. Ai nostri microfoni Cettina Perricone, direttore artistico di questa infiorata, direttamente da Noto? Direttamente da Noto, sì. Dopo la nostra infiorata Johnny mi ha chiesto di seguire la direzione artistica della 17ª edizione dell'infiorata di Castelbuono, e ho accettato ben volentieri, anche perché la prima edizione sono venuta io a farla insieme agli infioratori di Castelbuono che erano alle prime armi, quindi mi ritrovo di nuovo con loro dopo 17 anni. Una bella manifestazione, quindi, che mette insieme 2 territori diversi della Sicilia. Sì, senz'altro, siamo un po' distanti chilometricamente, però le tradizioni, l'arte ci uniscono sicuramente. Quest'anno infiorata dedicata a un personaggio molto amato. Sì, l'abbiamo dedicata a Camilleri nel centenario della nascita, perché è un emblema della nostra terra, ha diffuso la sicilianità e la Sicilia in tutto il mondo nel migliore dei modi, quindi diciamo che era doveroso fare questo omaggio. Quanti quadri sono stati realizzati? Allora, sono 20 bozzetti più il logo iniziale di apertura. Tra l'altro sono 16 realizzati interamente con i fiori, mentre 4 sono stati realizzati con la tecnica del sale colorato. Abbiamo visto Camilleri raffigurato in più punti. Sì, perché diciamo, abbiamo adottato la scelta di fare alcuni bozzetti ispirati alle copertine dei romanzi editi dalla Sellerio, mentre altri bozzetti raffigurano proprio il personaggio, il Camilleri, oppure il personaggio di Montalbano, che comunque è l'emblema dei romanzi di Camilleri. Ci sono anche i maestri infioratori di Noto oggi qui a lavorare? Sì, c'è il mio gruppo dei ragazzi di Noto che stanno realizzando 2 bozzetti, uno che raffigura Camilleri e Montalbano e l'altro raffigura l'agente Catarella, anche lui famosissimo nella serie TV dedicata a Montalbano. Più o meno le tecniche sono sempre le stesse di quelle che si utilizzano nell'infiorata di Noto? Allora, io effettivamente quest'anno ho suggerito di utilizzare la nostra tecnica, cioè con i fiori spetalati, mentre loro negli ultimi anni avevano dato maggior rilievo alla tecnica del fiore intero. Però per una serie di motivi ho preferito suggerire questa tipologia di tecnica. Adesso resteranno qui per essere ammirate queste opere per alcuni giorni. Bisognerà però cercare di combattere anche il caldo. Purtroppo non ci aiuta questo, però ecco, l'infiorata è questa, dura 3-4 giorni nonostante il caldo e il vento, però anche se i fiori un pochino cominciano ad appassire rimane comunque bella da vedere. Salve, voi avete realizzato questo quadro che vediamo dietro le vostre spalle? Sì, buonasera, noi facciamo parte del Vespa Club Castelbuono e abbiamo avuto questo piacere di partecipare e di realizzare questo bozzetto proprio a tema Vespa, quindi abbiamo voluto realizzare Camilleri a bordo di una Vespa.
È stata la prima edizione per voi? Sì, buonasera, è stata la prima edizione ma è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo realizzato, come ha detto poc'anzi Francesco, questo disegno di Camilleri con la Vespa che è finito, è veramente un bel disegno, siamo contenti, grazie. Siete riusciti anche a ultimare tra i primi? Sì, nonostante sia la prima edizione siamo stati tra i primi a ultimarle. Ce l'abbiamo fatta, speriamo che ci siano altre edizioni in seguito, speriamo bene. È stato semplice perché la Vespa la conosciamo come le nostre tasche, quindi l'abbiamo montata pezzo pezzo. Diciamo che Camilleri sta proprio bene sulla Vespa. Sì, sta bene, io comunque già da anni ne ho fatti pure parecchi, quindi già sapevo come usare il metodo e tutto. Che materiale avete utilizzato? Fiori, petale, sabbia, terriccio, quelli che usano tutti per fare questi disegni. Quante ore ci avete impiegato? Dalle 3 fino a poco fa, un'oretta fa. 7 ore abbiamo impiegato. Soddisfatti del risultato finale? Sì, bellissimo. Almeno poi aspettiamo il giudizio degli altri. Invitiamo tutti a venire quindi qui a Castelbuono per ammirare il vostro quadro ma anche quelli degli altri. Sì, assolutamente, anche perché ci sono opere che sono veramente belle e vale la pena venirli a vedere e anche visitare Castelbuono in generale, vale veramente la pena. Quindi siete tutti invitati a venirci a trovare e anche a dare la vostra opinione su questa infiorata. E conosciamo il gruppo che arriva da Randazzo, gruppo di sbandieratori, vi abbiamo visto all'opera, parlateci un po' intanto di voi. Sì, intanto buonasera a tutti, è un piacere essere qui sempre come ogni anno, questo è il terzo anno consecutivo che facciamo parte di questo bellissimo Gran Premio, più che altro giustamente anche per i ragazzi, i rappresentanti, cerchiamo, il nostro gruppo è idealizzato da un principio di ragazzini fino a un po' qualche annetto in più, un po' più maturi, ecco, per portare un po' le appendici della nostra origine medievale e storico da sempre. Nasciamo nel 2018 un po' così vagamente, però poi in modo ufficioso eccetera, è stato 2 o 3 anni fa che abbiamo preso parte al gruppo sbandieratori Città di Randazzo e siamo stati un po' in giro per la Sicilia, in cortei medievali, un po' di giri li abbiamo fatti. Stiamo cercando di portare un po' avanti i ragazzi e far fare nello stesso tempo qualcosa anche per loro, di farli applicare per poter portare avanti questa nostra tradizione, ecco, che alle appendici dell'Etna ci tiene come sempre. Lei da quanto tempo fa parte del gruppo? 2 anni. Da poco? Da pochissimo, sì. Lei invece? Sono il presidente degli sbandieratori e pure insegnante, insegno loro tutto ciò che io so fare e li trasmetto a loro. Sono tante prove da fare, no? Tantissimi allenamenti, 3 volte alla settimana, anche se è necessario più volte, anche i tamburisti, dai, cerchiamo di... Sì, soprattutto le serate, adesso in estate ancora di più, però dai. Come vi chiamate? Giovanni. Quanti anni hai? 6. E tu quanti anni hai? 6. E come ti chiami? Nicolò. Loro sono i più piccini. E poi mascotte? Le mascotte, sì, i mascottini. E poi c'è il resto. Tu da quanto tempo fai parte? 7 anni. 4 anni. 3 anni. Ognuno ha il suo ruolo qui all'interno. Sì, loro ad esempio in questo caso tamburisti, musici in questo caso e loro sbandieratori. Ripeto, abbiamo fatto un po' un misto
più che altro per trasmettere loro, figli, diciamo, comunque quello che poi vogliamo portare avanti e che stiamo cercando di fare e che loro fanno, perché poi alla fine scendono tra virgolette in campo loro e quello che fanno, i sacrifici che fanno, noi possiamo metterci anima e cuore, e io come responsabile, lei come presidente insegnante degli sbandieratori, per i musici c'è un altro ragazzo che li insegna, possiamo mettergli l'impegno e tutto quello che vogliamo, però poi la dedizione, la voglia e quello che poi mettono dopo nel campo sono loro, quindi l'immagine che poi portano avanti, il loro orgoglio è essere fieri loro. Tra poco ci sarà il verdetto della giuria, poi possiamo dire che avete già vinto, perché hanno vinto tutti oggi, essere presenti qui è già un buon risultato. Per noi, come dico sempre da quando partiamo anche con loro, ragazzi, la competizione deve essere sana, questo deve essere un trampo di lancio e comunque un modo per crescere. Poi che arriva il premio, il primo, il secondo, il terzo, va bene, però non devi rimanerci male per questo, giusto? L'importante è partecipare e crescere. Allora salutiamo gli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Grazie mille della possibilità, grazie. E lungo la via Sant'Anna tanti visitatori apprezzano e ammirano questi quadri artistici. Da dove venite? Da Villafranca Sicola, provincia di Agrigento. Avete fatto un po' di strada? Sì, più di un'ora e mezza. È la prima volta che venite a Castelbuono? No, però per questa infiorata sì. Eravate curiosi di vedere questo evento, giunto alla sua 17ª edizione? Eh sì. Potete già dare delle impressioni, cosa ve ne pare? Particolare, qualcosa da vedere bella. Sicuramente, poi giusto il fatto che riprende pure il centenario di Camilleri. Quindi vi piace il tema scelto, anche perché magari seguivate Camilleri e soprattutto la fiction che lo ha reso anche molto popolare. Sì, infatti. Da rivedere sempre. Vi piace il borgo, anche perché oltre all'infiorata ci sono tante cose da vedere? Noi siamo arrivati da poco, per ora andremo a vedere pure il castello, abbiamo mangiato benissimo, tanta bella gente, va bene. Siete un gruppo? Sì. Sperate di tornare magari? Come no. Certamente. Veniamo con i figli che oggi sono tutti fuori. Allora, buona passeggiata, buona continuazione. Grazie. Noi è la prima volta che veniamo all'infiorata di Castelbuono, bellissima, perché la Sicilia è tutta bella, quindi è un bene, diciamo che ne godiamo tutta la Sicilia, un onore della Sicilia. Ed è bella questa infiorata, mi è piaciuta tantissimo, sono felice di essere oggi pomeriggio qua a Castelbuono e condividere questa gioia con tutti i siciliani. Da dove arrivate? Da Palermo. Quindi insomma non tanto distanti, conoscevate Castelbuono? Sì, conoscevamo Castelbuono ma l'infiorata no e quindi siamo venuti oggi pomeriggio e siamo veramente contenti di essere qui. Beh, possiamo dire benvengano gli eventi che ci danno anche l'occasione di scoprire nuovamente un borgo bello come questo. Certo, e queste manifestazioni, queste infiorate dovrebbero essere un po' in tutta la Sicilia per far conoscere il nostro territorio, perché è un territorio pieno di cultura, tradizioni, degustazioni e tant'altro. Vi è piaciuto il tema scelto? 100 anni dalla nascita di Camilleri, un altro personaggio che ha dato tanto lustro alla nostra Sicilia. Certo, Camilleri ha una storia in tutta la sua vita, quindi la sta dimostrando a tutti noi siciliani che diciamo, le cose belle ci sono, si fanno e si fanno anche in Sicilia. Continuerete il vostro giro, cosa farete? Visiteremo Castelbuono con le sue bellezze, le sue meraviglie, oggi la giornata è stupenda. C'è un bel sole, un bel venticello e quindi ben venga questa visita dell'infiorata di Castelbuono. Allora, buon divertimento. Grazie. Una giornata ricca di appuntamenti, quella di oggi qui a Castelbuono per l'infiorata. Sì, una giornata intensa, stamattina abbiamo avuto la visita di migliaia di visitatori che si è protratta anche nel pomeriggio, come vedete, con la sfilata dei cortei storici più belli di Sicilia e il Gran Premio del Mediterraneo che viene conteso ogni anno da gruppi di sbandieratori e musici provenienti da tutta la Sicilia. E adesso, dopo la premiazione, ci sarà una serata di cabaret con i Quattro Gusti e poi una serata con un gruppo musicale in Retrosca. Tra poco conosceremo il verdetto della giuria, una giuria molto qualificata. Sì, la giuria è molto qualificata,
andiamo dai dirigenti scolastici ai presidenti dei musei, ai politici, onorevoli, europarlamentari e dirigenti dei vari assessorati della Regione Sicilia. Quest'anno abbiamo scelto il tema di Camilleri per celebrare questo scrittore siciliano che ha dato lustro alla nostra Sicilia e ha ispirato la fortunata serie televisiva del commissario Montalbano. Ci saranno i gruppi folcloristici nella mattinata e nel pomeriggio la fanfara dei bersaglieri con la sfilata dei carretti siciliani, che è una novità in assoluto per Castelbuono. Non abbiamo mai avuto una sfilata dei carretti siciliani, quindi una giornata dedicata alla tradizione folcloristica e popolare siciliana. Possiamo dire che l'Infiorata apre ufficialmente l'estate a Castelbuono? Sì, è la prima manifestazione di Castelbuono e delle Madonie, poi seguono tantissimi altri eventi, come diceva poc'anzi il sindaco sul palco, per poi chiudere il tutto col Funghifest a ottobre. Abbiamo tantissime rassegne a Castelbuono e vale appunto la pena seguirle tutte, perché Castelbuono offre tanto dal punto di vista culturale, artistico e anche musicale, con tante rassegne e tanti festival. Questa manifestazione apre l'attività culturale del paese estivo. Sono contento che c'è tanta gente che viene da fuori, perché la gente ha bisogno di stare serenità, tranquillità, pace e di conseguenza trovarsi in un borgo che dell'accoglienza ne ha fatto sempre un elemento di forza. Basta vedere come si offrono le nostre attività, quello che succede nella piazza, gli assaggi, le degustazioni, il sorriso, è un fatto positivo. Poi vedere che diversi gruppi culturali che sono presenti in Sicilia scelgono di venire qua un giorno ad esibirsi per dimostrare la loro capacità, quello che hanno saputo studiare, è un fatto importante. E questi momenti sono importanti perché fanno arricchire sempre di più e fanno emergere, perché il tipo di spettacoli che fanno sono spettacoli che si ricollegano alla nostra storia, alla nostra tradizione, che è la nostra forza. Cioè noi non possiamo competere col mondo senza riconoscere la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra cultura, i nostri beni culturali, i nostri monumenti. Quello è quello che la gente vuole apprezzare e viene qui per trovarli, e noi li sappiamo offrire. E dietro le sue spalle possiamo dire il monumento simbolo di Castelbuono, il castello. Il nostro castello è il monumento simbolo, è quello che dà diciamo, l'elemento culturale al paese. Lì dentro c'è un museo importante, c'è il museo civico dove si fanno tante attività. Non è un castello vuoto, è un castello pieno, sia in termini nei locali ma in termini di attività culturali. Lì facciamo laboratori per i bambini, facciamo il confronto con altri musei a livello europeo, partecipiamo ai bandi del Ministero e li vinciamo e ci finanziano alcune attività. Accanto al castello abbiamo sempre fatto l'orto del castello, c'è un piccolo orto dove abbiamo i peperoni, le melenzane, a dimostrazione che anche lì con un laboratorio con ragazzi, dove ci vanno ragazzi diversamente abili che vengono dalle comunità locali che per recupero psichico, e tutto questo è dimostrazione che la cultura si deve confrontare con la sua storia, la sua tradizione, le nostre tradizioni contadine. Non solo fiori per l'Infiorata, ma anche questi gruppi tutti molto bravi. Ecco, oggi possiamo dire la Sicilia è riunita qui. È proprio così, ancora una volta, così come è capitato in altre circostanze, Castelbuono riesce a
raccogliere e ospitare la storia. Queste rievocazioni sono davvero belle e riescono davvero a far toccare con mano le nostre tradizioni, che le istituzioni hanno il dovere di sostenere. La Regione Siciliana è da sempre vicina alla comunità di Castelbuono, lo è davvero in ogni occasione, perché ha dimostrato più volte davvero di saper fare e di essere attrattiva, di grande richiamo non soltanto per i turisti che vivono nella provincia di Palermo, ma che vengono da altre parti della Sicilia, e quindi sono davvero felice di essere ancora presente qui una volta in rappresentanza della Regione Siciliana. Un compito difficile quello di far parte della giuria? Beh, assolutamente, soprattutto quando chi si esibisce è davvero bravo, quindi sarà davvero complicato arrivare ad una soluzione, ad un risultato non sofferto da parte nostra. Bisogna portare avanti le radici della nostra Sicilia. Beh, è proprio questo, e quindi per quello è importante che le istituzioni siano vicine a queste associazioni che ogni giorno si impegnano affinché la nostra storia e le nostre tradizioni vengano valorizzate. Oggi qui a Castelbuono, un borgo che ha dimostrato di poter fare turismo, perché in questi anni è cresciuto tanto. Sì, è qualche anno che vengo a questa importante manifestazione, è una manifestazione molto apprezzata e che dà risultati. Il turismo è anche quello di coinvolgere anche altri luoghi, come questa sera tanti gruppi di tanti territori della Sicilia, un'infiorata che comunque rappresenta un fiore all'occhiello. La Sicilia deve unire il patrimonio culturale, la propria storia con la cultura, con le tradizioni. Questa è diventata una tradizione importante ed io penso che questo deve diventare il patrimonio e la missione di ogni territorio di questa Sicilia bellissima. Sono venuto con piacere, così come ho fatto, ripeto, negli anni scorsi e così come spero di fare negli anni a venire. È un territorio che fa rete, ecco, questo forse è anche l'obiettivo che bisogna portare avanti, far rete per crescere tutti insieme. Assolutamente sì, questa manifestazione lo prova, questo è un territorio che ha fatto rete negli anni, ha avuto i suoi risultati anche sotto il profilo dei finanziamenti. È chiaro che fare rete significa anche attingere a finanziamenti importanti, anche i Nebrodi lo hanno fatto nel periodo della mia presidenza al parco, facendo rete con 43 comuni e attingendo a 65 milioni di euro di finanziamenti, allora sul master plan, ma questo vale anche per il finanziamento europeo, così come nelle Madonie e altri centri della Sicilia. Fare rete è diventato anche il superamento del campanilismo. Il campanilismo non serve a nulla, serve solo a perdere finanziamenti, a perdere occasioni, ed è anche diventato obsoleto. Quindi io mi auguro che le amministrazioni e i territori si uniscono insieme a noi che siamo nelle istituzioni, quelle regionali, nazionali, europee, per rilanciare i territori e per dare anche dignità al proprio ruolo, perché fare il parlamentare significa stare a fianco dei territori, anche spingendoli, cercando anche di far comprendere qual è la strada e mettendosi a disposizione. Ecco, io sono qui anche per questo. È la volta del gruppo al marittimo APS di Santa Lucia del Mela e Borgo Antico di Milazzo.
Giocadum, tec-a-tec, giocadum. Un momento importante quello che stiamo vivendo qui, perché affrontiamo un po' le nostre radici, la nostra storia, la nostra identità. Sì, proprio la nostra identità. Noi siamo l'assessorato, ho il piacere e l'onore di lavorare per l'assessorato regionale ai beni culturali e all'identità siciliana. Queste manifestazioni sono delle manifestazioni che riguardano proprio l'identità siciliana. È per questo che noi le patrociniamo e diamo il nostro contributo, perché l'identità rafforza il legame con i territori. Abbiamo visto tanti giovani far parte di questi gruppi, è un buon segnale, possiamo dire, di vedere tanti giovani impegnati in queste attività. Sì, è un buon segnale, sono degli esperimenti e delle esperienze sane per i nostri giovani, specialmente in questo periodo di caduta di valori, i valori legati all'identità territoriale in genere e in particolare all'identità siciliana fanno bene. Lanciamo un invito, quest'estate rimaniamo in Sicilia, scopriamo i piccoli borghi perché hanno tanto da offrire. Sì, si deve ripartire dalla Sicilia interna. Io sono per riscrivere una geografia dell'Italia e della Sicilia interna. Degli sbandieratori di Barra Franca, provincia di Enna. Un applauso, accogliamoli con un applauso del primo gruppo in gara.
Di Aragona rivisita le origini del casato Naselli, famiglia fra le più illustri della Sicilia ispanica, a cui va il merito di aver fondato Aragona nel 1606, su licenza Populanti concessa nel 1604 del viceré spagnolo Don Lorenzo Suarez a Baldassare III Naselli. Il fondatore denominò il borgo in onore della madre Donna Beatrice Aragona Branciforte. Anno Domini 1606, licenzia Populanti. Noi, Sua Maestà Reale Filippo III, Re di Spagna, Re di Napoli, Duca di Milano e Re del Portogallo, considerati i servigi resi dalla famiglia dei Conti Naselli alla cattolica maestà della corona spagnola, accetta con gran benevolenza la richiesta di Don Baldassare Naselli e Branciforti, conte di Comiso, di edificare e popolare un nuovo villaggio da appellarsi Aragona. Riconoscente per gli antichi servigi e fidente nella piena obbedienza del nobile casato Naselli, noi, Sua Maestà, concede a Don Baldassare e ai suoi successori i privilegi del mero e del misto impero. Madrid, AD 6 giugno 1606, ed a corte si fece gran festa.
gli sbandieratori di Randazzo, gruppo in concorso. Seguirà subito dopo l'ultimo gruppo in concorso, bandieratore Città di Caccamo.
stato davvero difficile scegliere e valutare, è stato complicato perché tutti e tre i gruppi che si sono esibiti sono stati davvero molto bravi, e poi la cosa che ci ha colpito, è stato detto, è stato proprio il coinvolgimento dei più giovani, dei giovanissimi, e questo è davvero molto bello, perché significa che si riesce a tramandare questa tradizione, questa passione anche ai più piccoli. Quindi dopo un'attenta valutazione abbiamo stabilito che il gruppo che ha vinto questa competizione, questa esibizione, sono gli sbandieratori Città di Caccamo. Bravi, complimenti, siete stati bravissimi, ma facciamo i complimenti anche agli altri due gruppi, gli sbandieratori della città di Grandazzo, gli sbandieratori e musici arcobaleno città di Barrafranca, anche loro altrettanto bravi, complimenti. E vi aggiudicate questa edizione. Parlaci un po' del gruppo proveniente da Caccamo, intanto il tuo nome. Piacere, sono Lorenzo e da 20 anni che faccio parte del gruppo degli sbandieratori, diciamo che sono uno dei quasi fondatori, perché ho iniziato nel lontano 2005 insieme ad altri fondatori, tra cui il presidente Giovanni Esposto. Il nostro gruppo parte dagli insegnamenti degli sbandieratori di Assisi, che proprio quest'anno anche loro ricorre il 50° anno del loro inizio dell'attività. Noi quest'anno invece facciamo 20 anni. Da adesso, cioè da 20 anni a questa parte, il nostro gruppo è cambiato, ci sono sempre persone che entrano, persone che escono, però da 2 o 3 anni a questa parte abbiamo ripreso in mano l'associazione per farla risalire e aumentare. Un grazie a tutti i miei sbandieratori, tamburi, trombe che ci aiutano, riusciamo a fare degli spettacoli, e grazie anche alle numerose manifestazioni che ci chiamano. A chi dedicate questa vittoria? Soprattutto ai ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, al presidente, alle mogli, a tutti coloro che ci hanno accompagnato lungo questo percorso. Grazie e complimenti. Grazie mille. Allora, io sono il presidente e lui è il vicepresidente. Avete appena ritirato la targa. Sì, e ringrazio in questa occasione tutto il gruppo, che i ragazzi sono stati molto bravi. No per demerito, diciamo, perché l'altro gruppo erano pure bravi, però noi siamo stati più superiori. Anni e anni dura allenamento per i ragazzi, è difficile portare avanti un gruppo oggi come oggi, però ci stiamo riuscendo. Un momento di festa lo stiamo vedendo, e poi ci sono anche tanti giovanissimi che fanno parte del gruppo, che si avvicinano. Sì, un entry del gruppo di pochi anni e mesi, diciamo, anche il piccolino che stiamo provando a inserire anche ora. È un po' difficile, però lo porteremo avanti. Poi quest'anno ricorre il nostro 20ennale di attività. Già ad agosto abbiamo la festa della bandiera, raduniamo tutti i gruppi, e perché no, venite voi pure a fare le riprese.
Noi magari ci diamo appuntamento a Caccamo, però sappiamo che voi girate un po' tutta la Sicilia, anche fuori. Sì, siamo stati a Agrigento, a San Vito lo Capo, a Monreale, a Cefalù, no, giriamo. Stiamo girando un po' tutta la Sicilia, ci stiamo girando. Secondo lei qual è stato il punto di forza oggi che vi ha permesso di ottenere il primo posto? L'unione dei ragazzi, è un'esperienza proprio a tenere il gruppo compatto, ci sono stati sempre sbalzi tra l'uno e l'altro a tenere compatto il gruppo, però ce l'hanno fatta. L'altra cosa che ci distingue noi siamo un gruppo proprio storico, cioè il gruppo sbandieratori storico ha questa disciplina, diversamente dagli altri gruppi. Noi siamo il gruppo sbandieratori medievale, cioè qualcuno magari mischia il medievale con qualcosa di acrobatico che non c'entra niente. Lo sbandieratore nasce nel Medioevo e svolazzare, far lanciare la bandiera più alto e poi fare dei giochi, però sempre medievale, non mai fare contemporaneo. Per questo ci distingue il nostro gruppo. Ancora complimenti e auguri per il futuro. Grazie. Un applauso. E a chiudere questa serata ci sarà la vostra presenza. Intanto i vostri nomi. Salvo. Michele. Questo qua è un progetto, noi ci chiamiamo il Retro Ska, siamo un gruppo che ci siamo riuniti nel 2019 e il nostro forte è fare la musica più popolare che ha fatto la storia della musica italiana e straniera, rivisitata il nostro genere che è reggae e ska, tutti i brani riarrangiati da noi. Il tuo ruolo qual è? Io canto, sono il cantante, sì. Mentre tu? Batterista. Allora, la piazza è calda già. Sì, esatto. Noi siamo un nutrito di 8 persone, quindi siamo pronti, siamo carichi, abbiamo la piazza calda, anche noi ci stiamo preparando, quindi non vediamo l'ora di cominciare. Possiamo dire che queste le prime tappe di questa stagione primavera-estate, perché ora ci sarà il clou. Sì, a oggi abbiamo 25 date e abbiamo chiamato questo tour 2025 Kingston Tour, però sono in aggiornamento le date. Bene, allora vi invitiamo tutti quanti a seguirvi e salutiamo tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Retro Ska, grazie, ciao Onda TV. Ciao Onda TV, ciao, grazie.